Forse inusuale, ma molta gente ha approfittato della bella giornata del 26 dicembre per visitare Lignano Sabbiadoro, probabilmente l'ultima giornata di sole e di caldo del 2014. Il sole e la temperatura intorno ai 10 gradi hanno attirato le persone verso la località balneare, normalmente a salita nei periodi estivi. Magari hanno voluto beneficiare della splendida giornata per smaltire il pranzo di Natale, o semplicemente passeggiare e godersi i servizi che Lignano Sabbiadoro offre nel periodo invernale. Molto apprezzata l'attrazione per i più piccoli, ma anche bancarelle con vari oggetti artigianali che richiamavano l'atmosfera natalizia. Statuine in legno, peluche, ma anche articoli invernali per combattere il freddo e la neve che stanno per avvolgere il nord-est. Ultimi giri in barca in questo bellissimo mare Adriatico, che d'inverno si riempie di bellissimi colori brillanti. La gente ha sfruttato al meglio la giornata, con passeggiate in spiaggia insieme ai cari o agli amici a quattro zampe. Un 26 dicembre che quest'anno ha voluto regalarci un Natale diverso, che non dimenticheremo facilmente. Molti curiosi non hanno voluto perdersi la visione del bellissimo presepe di sabbia che Lignano, come ogni anno, ha voluto stupire e offrire ai suoi visitatori. Il presepe di sabbia di Lignano Sabbiadoro è giunto alla 11ª edizione, realizzato dall'Accademia della Sabbia per la Proloco di Lignano Sabbiadoro, sotto la direzione tecnico-artistica di Antonio Molin e Paolo Alpen. La mostra si trova anche quest'anno sulla spiaggia presso la terrazza a mare e sarà visibile fino al 6 gennaio 2015. Il presepe è stato realizzato utilizzando circa 4.000 quintali di sabbia della spiaggia di Lignano. L'edizione 2014 è caratterizzata dalla celebrazione dell'universalità dei valori della famiglia che sono comuni a tutte le culture e credi del mondo, mentre il gruppo scultoreo della Natività è stato interpretato per la prima volta con la tecnica dell'alto rilievo su una parete subverticale di sabbia alta oltre 4 metri.